ultra, come si dice, del toro. Ultra, non hanno nome come era? Facciamo parte di ultra. In montagna era abbondamento l'abbigliamento dei pastori, dei montanari, insomma. E poi in città si arrivava ad avere, non sempre, ma in qualche scuola, il grembiulino azzurro con un fiocchetto bianco o blu. Avevo 6-7 anni, andavo a lavare le biglie di piatti. Arrivavo a casa stanca, c'erano i miei fratelli da guardare perché mia mamma era via dalla mattina alla sera, non c'era altro. Io ero la più vecchia, i ragazzini lo facevano, non avevano voglia, ma poi li ho stradati tutti però, ho detto ehi, io domani mattina devo andare via, devo venire a casa a trovare l'acqua da bere, poco per volta, perché facevamo 1 chilometro per andare da una signora a prenderci l'acqua da bere. Professione che faceva era proprio ceramista. Lei lavorava proprio come ceramista. Quindi proprio di professione. Lavorava per antiquari, per tutto. Bellissimo. Poi venivano anche a casa mia a scegliere cosa volevano, preferivano. Anche delle signore lavoravano per i privati. Anch'io dipingo su tela io. Ah, ecco. E io mio fratello che fa anche il dipinto. Ha fatto anche una mostra qualche anno fa. Bello. Anche scuola militare. Come si chiama di cognome? Zini. Però di perché lì lui è ingegnere alla Fiat e avevano la scuola proprio in corso d'arte con la di pittura, proprio con lui con i suoi colleghi andavano pomeriggio libero che avevo, come andava a dipingere.